Duplice delitto di Cisone, caccia l'uomo in vallata per verificare un'ipotesi che ha preso corpo nelle ultime ore, cioè che nell'omicidio dei coniugi Nicolasi sia coinvolto un tossicodipendente della zona, sparito dal giorno del massacro. Mattinata tragica sulle strade, a Noventa di Piave una 45enne si schianta contro un autobus e muore. A Este, poche ore prima, una padovana imprenditrice colpita da un malore finisce contro un muro. Incertezza dopo il voto, Salvini chiude ogni possibile alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, Zaia conferma e chiede impegno per l'autonomia. Intanto probabile un governo di scopo, dice il politologo Paolo Feltrin. Primi due indagati per il caso del pilone crollato sul Ponte della Libertà a Venezia, è stato del responsabile della manutenzione di Veneto Strade e dell'ex presidente di PMV. Dieta vegana in gravidanza, 2 bimbi di 6 mesi ricoverati all'ospedale di Treviso per gravi ritardi conseguenti all'alimentazione delle mamme durante gestazione e allattamento. Operazione di Guardia di Finanza e Carabinieri a Bassano, scoperto un vasto giro di prostituzione e false fatturazioni tra Vicentino e Trevigiano. La lingua veneta entra ufficialmente in classe, accade in una scuola media a Trisfino nel Vicentino, iniziativa voluta dalla amministrazione comunale in accordo con la dirigenza scolastica. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare del massacro di Cison di Valmarino, perché a quasi una settimana dal terribile, brutale duplice omicidio, fra le tante domande aperte prende sempre più corpo l'ipotesi che abbiamo per primi raccontato ieri, l'ipotesi che sia coinvolto in questo brutale duplice omicidio un tossicodipendente della zona sparito dal giorno del massacro e che ora viene cercato in tutta la vallata. Un delitto di impeto, un coltello afferrato in cucina, un massacro compiuto forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È lo scenario che prende corpo nelle ultime ore a Cison di Valmarino, dove si cerca dal giorno del duplice omicidio dei coniugi Loris Nicolasi e Anna Maria Niola un tossicodipendente del paese dell'età di circa 30-35 anni sparito nel nulla, un soggetto che aveva gravitato nella zona e che, stando a quanto riferito alle forze dell'ordine da un'amica di Anna Maria, avrebbe infastidito la coppia nei giorni precedenti la mattanza. La mattina prima sarebbe stato scacciato dalla proprietà dei Nicolasi, dove pare avesse trovato riparo per la notte. Se sia nuovamente tornato, magari in cerca di denaro o preziosi, se vistosi scoperto possa essere diventato violento, sono tutti aspetti che gli investigatori cercano di appurare, ma del trentenne al momento non ci sono tracce. Tra le ipotesi c'è anche quella che l'assassino abbia ucciso marito e moglie servendosi di un coltello preso in cucina, non un'azione premeditata. Quindi i due anziani, come ha confermato l'autopsia, hanno cercato di difendersi. Sotto le loro unghie potrebbero essere rimaste tracce del DNA dell'assassino. Intanto la figlia Katiuscia attende il rilascio del nulla osta per la sepoltura dei genitori, che tarda ad arrivare anche perché i corpi saranno cremati e quindi la procura sta prendendo tempo. Sui cadaveri potrebbero essere necessari ulteriori esami. La cronaca adesso ci porta a Noventa di Piave, tra Noventa di Piave e Sandona di Piave, per un tragico incidente stradale mortale avvenuto questa mattina. Una 45enne al volante di un'auto che si è schiantata contro un pullman della TVO, ce lo racconta in diretta telefonica per noi Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno da Noventa di Piave. Questa mattina intorno alle 8:30 c'è stato un tragico incidente stradale nella zona al confine con Sandona di Piave. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una 45enne residente a Sandona alla guida di un Opel Corsa ha perso la vita dopo essersi scontrata con un pullman di linea TVO proveniente da Grassaga in via Circogno, la provinciale che collega a Cessalto. La dinamica è ancora al vaglio, ma secondo una prima ricostruzione la donna si sarebbe immessa nella rotonda che conduce alla zona industriale da una laterale frenando, e a quel punto l'auto sarebbe diventata ingestibile, probabilmente complice anche l'asfalto bagnato, fino all'impatto violento con l'autobus su cui si trovavano 4 persone. L'auto si è completamente distrutta nell'impatto. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto la signora dall'abitacolo mentre lo staff medico tentava il tutto per tutto cercando di rianimarla, ma i soccorsi si sono rivelati vani perché la donna non ce l'ha fatta.
Per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, mentre per gestire la viabilità gli agenti della polizia locale. Nel frattempo un passeggero che era a bordo dell'autobus, probabilmente per la concitazione del momento per quanto era successo, è stato colto da un lieve malore durante i soccorsi. Le altre persone che si trovavano a bordo sono invece uscite illese dall'incidente. Da Noventa di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Soltanto poche ore prima un'altra vittima, un'altra donna al volante di 46 anni, quindi coetanea della vittima di Noventa di Piave, in questo caso una imprenditrice padovana che ha trovato il suo tragico destino a Este. Terribile incidente mortale poco dopo la mezzanotte in via Settabile a Este. Una donna di 46 anni, imprenditrice, residente Ospedaletto Euganeo, mentre percorreva la strada in direzione del centro di Este, ha perso il controllo della sua auto, una Range Rover Evoque, e si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione. L'incidente è avvenuto all'angolo con via Pelà, poco distante dal castello Carrarese, e le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Este, che sono intervenuti insieme al personale del SUEM 118 e ai vigili del fuoco. Non è escluso che si possa essere trattato di un malore che ha colpito la vittima, che ha perso la vita al momento del violentissimo impatto nel quale il muro della casa si è praticamente sbriciolato. La 46enne è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Nulla hanno potuto fare i sanitari intervenuti. Le operazioni di soccorso sono durate circa 2 ore. Ancora la cronaca, dopo l'allerta ieri in serata a seguito della segnalazione di scomparsa da parte dei familiari, il soccorso alpino di Longarone prosegue anche oggi le ricerche di Aurelia Spaziano, 69 anni, di Ponte nelle Alpi, allontanatasi a piedi nel primo pomeriggio dalla propria abitazione nella frazione di Polpette senza dare più notizie di sé. Attualmente il centro mobile di coordinamento è posto a Polpette e i soccorritori di Longarone e Belluno con una unità cinofila stanno perlustrando assieme ai vigili del fuoco tutta l'area attorno all'abitato, allargando la zona d'indagine alle pendici dei monti circostanti. Aurelia è alta 1,57 m, ha i capelli corti scuri e occhi castani, la vedete in foto, porta gli occhiali, indossa una maglia rosa e una beige con cuori neri e un pellicciotto nero. Chiunque avesse sue notizie, chiunque riuscisse a vederla è pregato ovviamente di contattare i carabinieri. Lasciamo la cronaca adesso, apriamo la pagina della politica sono giornate convulse queste dopo il 4 marzo per capire cosa succederà per il nuovo governo. Sappiamo vincitori senza maggioranza vera e propria tra 5 Stelle e Lega, e mentre Matteo Salvini conferma che non ci sarà nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle, lo conferma anche Luca Zaia, che però rilancia anche su un'altra questione, cioè che chiunque vada al governo deve occuparsi dell'autonomia del Veneto. Lo ha rilanciato ieri ai nostri microfoni, sentiamo. Se andassimo a valutare il numero dei componenti del Parlamento, sappiamo che la stragrande maggioranza, dico oltre il 90%, rappresenta partiti che in campagna elettorale hanno detto sì all'autonomia, quindi ce la diano subito. Qualunque sia il nuovo governo, avverte il presidente veneto Luca Zaia, all'indomani dello scrutinio elettorale dovrà darci l'autonomia, che è l'istanza che abbiamo dalla nostra gente. Il Veneto, promette, non tornerà da Roma senza l'autonomia. Quanto a chi spetterà guidare il paese, il governatore invita a non fare troppi passi in avanti. Bisogna avere rispetto perché la scelta compete al Presidente Mattarella ed è bene che lui indichi un primo ministro che avrà questo mandato esplorativo. Ovvio che noi speriamo sia Matteo Salvini come rappresentante del centrodestra e dopodiché si capirà cosa accadrà. Però tutti devono avere ben chiaro che la nostra assemblea dei soci di riferimento sono i cittadini. È comunque chiaro che nessuno alla maggioranza, rileva Zaia, e che per governare ci vogliono i numeri, ma l'ipotesi di un'alleanza coi 5 Stelle non è in discussione. Anche questo tormentone di queste ultime ore, la Lega supera Forza Italia. La Lega l'ha già superata Forza Italia da anni, ma questo non vuol dire che si continui a dialogare, ad avere assolutamente un rapporto solido che sta dando i frutti. I veneti sanno benissimo quante opere e quante attività stiamo facendo appunto come maggioranza. Un'alleanza, sostiene il presidente veneto, che potrà portare il centrodestra alla vittoria in molti comuni alle prossime amministrative, compresi Treviso e Vicenza. Dopo questo risultato che abbiamo avuto alle politiche, penso che le due città siano assolutamente contendibili, abbiamo dei buoni candidati e penso che su questo fronte bisognerà lavorare con i programmi e parlare con i cittadini.
Resta lo scenario ricco di incertezze per quanto riguarda il governo. Ieri sera in studio a 20:10 assieme a Ferdinando Varino c'era il politologo Paolo Feltrin. Sentiamo le sue parole sul successo e sui perché del successo di Lega e di Movimento 5 Stelle secondo la sua analisi, e poi anche su quello che potrebbe accadere appunto con il nuovo governo. L'idea che a me pare di intravedere e che con una certa abilità politica immediatamente Salvini ha colto quando dice io sono pronto, io sono il porto sicuro dell'elettorato di sinistra. Dichiarazione si diceva il sindacalista, no, della Lega lui tempo fa. È come se l'intero come se le regioni rosse si fossero venetizzate. È come se il Veneto avesse occupato tutto lo spazio dell'Emilia, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, no? Della Liguria, attorno a un punto generale che noi conosciamo bene in Veneto, e cioè la Lega, sindacato di chi lavora, più soldi a chi lavora. E non a caso il cuore centrale della proposta di centrodestra e della Lega in particolare, lasciamo parte della sua realizzabilità, era flat tax. Contemporaneamente i 5 Stelle vincono al Sud con percentuali che neanche mai la Democrazia Cristiana ha raggiunto in passato. Lei sa benissimo che la proposta dei 5 Stelle è stata dominante in reddito di cittadinanza, che vuol dire più soldi a chi non lavora. Il punto fondamentale è questo: dopo 10 anni di crisi chi lavora nel nord e vede la ripresa vuole godersi un po' di soldi. Chi nel sud, e sono 10 anni che non trova lavoro, che non ha il lavoro, dice datemi almeno un po' di reddito, datemi almeno qualche soldo. Come si fa a governare un paese così allora? E questo rende a mio avviso incompatibile e inconciliabile, cioè radicalmente alternative, le soluzioni del centrodestra e le soluzioni dei 5 Stelle. Quindi chiunque parla di possibili accordi Lega 5 Stelle, a mio avviso, poco comprende di questa dinamica territoriale radicale. La prima soluzione è un governo di minoranza. Come può sopravvivere un governo di minoranza? Grazie alle astensioni. Certo, che al Senato... Cioè, non è detto che ci debbano essere 315 parlamentari che votano una maggioranza, ma basta che 100 si astengano e immediatamente... Sì, ma al Senato un'astensione no, però, Basta uscire. Basta uscire. Ridurre i numeri. Ridurre i numeri. Ed ecco che però implica un accordo sotterraneo, di fatto. No, indica un accordo esplicito. Però è un governo di scopo quello, allora, che deve fare determinate cose, esatto. Non è un governo che ha un pieno carico politico. Un governo di scopo limitato, perché questa è una legislatura che durerà poco, e che ha 2 obiettivi: riforma costituzionale, legge elettorale, e il terzo corollario obiettivo, 3 obiettivi, mantenere gli impegni europei. Ma la riforma costituzionale abbiamo visto quanto tempo ci vuole, però... Riforma costituzionale limitata. A cosa? Limitata al problema del sistema elettorale e del voto di fiducia. Questo è lo scenario prospettato come probabile dal politologo Paolo Feltrin. Qualunque sia lo scenario, comunque cosa chiedono gli elettori al nuovo governo? Lavoro, soprattutto per i giovani, e buon senso di non perdersi in polemiche infinite. Sentiamo le voci allora degli elettori nel veneziano. Cosa si aspetta da questo nuovo Parlamento? Niente di bello. Perché? Ma perché sono partiti che hanno avuto tanti voti dai quali non mi aspetto nulla di bello. Sicuramente cose positive, non negative, perché di negatività in questi ultimi anni ne abbiamo avute parecchie, quindi sicuramente la formazione di un governo e quindi che possano governare per tutto il periodo della durata dell'iter parlamentare, quindi non che cade il governo e dopo dobbiamo riprendere o andare a votare. Le coalizioni vanno fatte sì, ma con persone della stessa identità, siccome che la Lega ha un metodo suo, 5 Stelle ha il suo metodo, Berlusconi ne ha un altro, PD non vuole parlarne, problema difficile, per me è irrisolvibile, andiamo a votare di nuovo. Speriamo che facciano come abbiano detto, che diminuiscono un po' le tasse e gli diano lavoro a questi giovani che sono un po' in difficoltà, diciamo. Lei ci crede? Ma la speranza è l'ultima a morire, quindi speriamo che sia la volta buona. Speriamo più lavoro, assolutamente, e una più equa distribuzione della ricchezza, speriamo.
Mi spero solo che ne aumenta le tasse, perché ogni governo che va su gli aumenta qualcosa, invece di diminuire. Non commentiamo. Perché non è contenta? No. Spero che comunque le persone crescano, che l'Italia cresca e che in generale comunque si progredisca meglio e che si salvi un po' da quello che sta succedendo, perché che finalmente abbiamo un'Italia migliore di quella che abbiamo avuto fino adesso, soprattutto per i giovani. Lei è ottimista? Ma guardi, speranzoso più che ottimista. Sono in attesa di vedere come si svolgerà la questione e come tamponeranno la situazione. Ecco, sto a vedere, diciamo che aspetto. Restiamo a Venezia, ma torniamo alla cronaca giudiziaria, in questo caso con 2 avvisi di garanzia per il pilone caduto il 25 febbraio sul Ponte della Libertà a Venezia. Si tratta del responsabile della manutenzione di Veneto Strade, indagato fin da primo giorno in quanto è Veneto Strade che gestisce la regionale 11 di cui il Ponte della Libertà fa parte, e dell'ex presidente di PMV che in occasioni diverse ha gestito, mentre c'erano i cantieri aperti per tram e pista ciclabile, la segnaletica lungo il ponte e quindi anche quel pilone. Il reato ipotizzato è di attentato alla sicurezza dei trasporti. Ovviamente gli avvisi di garanzia, ricordiamo, sono atti dovuti a tutela dell'indagato e in questo caso indispensabili per poter eseguire la perizia necessaria a stabilire se la caduta del pilone sia riconducibile a una cattiva manutenzione del manufatto che sosteneva pannelli stradali informativi di segnalazione. Non è escluso ovviamente che poi il numero degli indagati aumenti nei prossimi giorni. Ancora la cronaca, sicurezza, ieri sera una rapina in una farmacia di Silea nel Trevigiano, catturati i banditi che potrebbero non essere al primo colpo, anzi. Potrebbero essere gli stessi che hanno preso d'assalto le poste di Frescada e Biancade, 2 sale slot a Susegana e Treviso e l'Old Wild West di Silea, i 2 stranieri acciuffati ieri sera dalla polizia dopo la rapina alla farmacia internazionale di Silea, assaltata poco prima delle 20. I 2, individui di colore con le sciarpe sollevate sul viso, sono entrati in farmacia armati di pistola e taglierino. Hanno intimato al personale di consegnare loro l'incasso, ma le casse automatiche impediscono di poter prendere il denaro contenuto. Hanno puntato quindi un cliente da cui si sono fatti consegnare il portafoglio e usciti anche un infermiere che stava scendendo da uno studio professionale nei pressi. Un'altra cliente sotto shock ha poi avuto bisogno del trasporto in ospedale. Mentre si allontanavano i banditi sono stati catturati dalle volanti e arrestati. E adesso una caccia all'uomo tra Padova e Noventa per un individuo che è sfuggito all'alta dei vigili e dopo essersi schiantato con l'auto si è dileguato a piedi. Fugge all'alta delle forze dell'ordine e poco dopo si schianta contro la ringhiera di un'abitazione. È accaduto in pieno pomeriggio a Noventa Padovana, un episodio che ha spaventato gli abitanti e costretto la polizia locale a un inseguimento. Tutto inizia a Padova, in via Turazza, dove una pattuglia dei vigili a bordo di un'auto senza insegne nota una vettura sospetta. Dal controllo della targa emerge che era stata rubata poco prima a Vigonovo. Quando gli agenti si affiancano per intimare al conducente di fermarsi, questo per tutta risposta mostra un coltello, tenta di speronare i vigili e fugge ad alta velocità. L'uomo attraversa tutta la zona industriale di Padova, quindi arriva all'altezza del villaggio Sant'Antonio a Noventa e lì perde il controllo dell'auto che si schianta contro la cancellata del residence. Non contento, il fuggitivo, dopo aver distrutto la macchina, scavalca il cancello di una casa e tenta di fuggire a piedi. Sul posto arrivano anche polizia e carabinieri, inizia una caccia all'uomo. Dopo un'ora viene ritrovato un giubbotto e un testimone indica la via di fuga, ma nonostante i posti di blocco e gli uomini impiegati non viene individuato. Di lui è stato diffuso un identikit. A Treviso ora con una storia incredibile, 2 bimbi di appena 6 mesi ricoverati all'ospedale di Treviso per gravi ritardi conseguenti all'alimentazione delle mamme durante gestazione e allattamento, una dieta vegan in gravidanza. Bimbi ricoverati in pediatria con grave deficit di vitamina B12 a causa della dieta vegana delle mamme durante la gravidanza. 2 i casi che si sono verificati negli ultimi 8 mesi all'ospedale Cafoncello. I piccoli, entrambi di 6 mesi, accusavano un grave ritardo psicomotorio, difficoltà a stare seduti, a tenere la testa eretta, ad articolare i movimenti come dovrebbero fare i neonati a quell'età. Bimbi che alla nascita non avevano manifestato sintomi particolari, sembravano sani ed anche la crescita
crescita nei primi mesi era normale. Gli accertamenti sanitari hanno accertato che il ritardo era da imputare ad una grave carenza di vitamina B12 conseguente all'alimentazione priva di cibi di origine animale, carne, pesce, uova e latticini effettuata dalle mamme durante la gestazione e l'allattamento. Gli effetti di questo tipo di carenza si manifestano anche a distanza di tempo, anzi più la situazione si protrae, più i danni al sistema nervoso centrale diventano gravi fino ad essere irreparabili, avvertono i medici. Nei 2 casi trevigiani fortunatamente si è intervenuti in tempo così da scongiurare danni permanenti. Nessuna demonizzazione della dieta vegana, spiega l'ULSS 2, ma poiché i casi di deficit di vitamina B12 legati ad un'alimentazione priva di cibi di origine animale sono in costante aumento, è importante che le donne vegane in gravidanza si facciano seguire costantemente dal medico e, se necessario, integrare la dieta con questa vitamina per proteggere se stesse e la salute del bambino. Adesso la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Rieccoci in studio, in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo allora a Bassano del Grappa, ancora alla cronaca, un'operazione che ha visto insieme la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Vediamo perché, anzi ce lo spiega perché in diretta telefonica Vanessa Banzato. Sì, buongiorno dalla redazione di Bassano. Avevano avviato una fiorente attività di prostituzione mediante l'affitto, non società inesistenti di fatto, una quindicina di appartamenti a Bassano, Montebelluna, Vicenza, una di Fonte Castelfranco. 2 filoni distinti di indagini condotte dai Carabinieri di Bassano e dalla Guardia di Finanza, che ha portato all'arresto a vario titolo di 5 persone, oltre a 3 indagati. Reati che vanno dallo sfruttamento della prostituzione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, un giro d'affari a centinaia di migliaia di euro e una violazione fiscale da 4 milioni di euro. E tra gli arrestati elementi, che sono 2 bassanesi, c'è anche una donna che abita a Monteviale nel Vicentino, altri 2 uomini che vivevano tra Trevignano e Riese Piodecimo. Come funzionava? Praticamente le persone che sono state arrestate riuscivano a contattare le varie prostitute attraverso i siti internet, offrivano un servizio cosiddetto all inclusive, le andavano a prendere, le portavano nei vari appartamenti e qui le donne avevano tutto a disposizione, dal wifi a quant'altro, tutto quello che serviva a loro per l'attività di meretricio. Ovviamente cosa si portavano a casa chi affittava questi appartamenti alle prostitute? Si portava a casa, pensate, il 500% dell'affitto, quindi se loro pagavano un affitto da 500 euro, le prostitute davano a loro sui 3.000 euro, 2.500-3.000 euro al mese. Si diceva un giro d'affari davvero da centinaia di migliaia di euro e ovviamente adesso le indagini stanno continuando. Questa mattina alle 5 80 uomini tra carabinieri e finanzieri al lavoro, si diceva il lavoro che sta procedendo, sta proseguendo per arrivare ad altri risultati. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato. E ora il gravissimo lutto che ha colpito ieri sera il capogruppo della Lega di Treviso, candidato a sindaco Mario Conte. È infatti morta per un malore improvviso, con tutta probabilità un infarto, la sorella Claudia di 51 anni. La tragedia nella sua abitazione di Porcellengo di Paese. Era sposata con Andrea Zuin, ufficiale dell'aeronautica in servizio all'aeroporto di Strana e madre di 2 figli, Matteo e Nicoletta, di 25 e 20 anni. Attualmente era casalinga, ma in passato aveva lavorato per un'azienda che opera proprio alla base di Strana. I funerali saranno celebrati sabato mattina alle 10 nella chiesa di Porcellengo. Tantissimi messaggi di cordoglio al marito, a Mario Conte e ai genitori Luisa e Giovanni. Anche la redazione di Antena 3 ovviamente si unisce alle condoglianze a Mario e alla famiglia. Cambiamo argomento adesso e parliamo della lingua veneta, che entra ufficialmente in classe, in una classe scolastica, cade a una scuola media a Trissino nel Vicentino, ed è un progetto voluto dall'amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica. Vediamo.
Siamo ovviamente i primi e di questo motivo di orgoglio mi auguro che altri tanti colleghi possano affrontare come stiamo affrontando noi a Trissino questo tipo di progetto, che non vuole assolutamente essere un progetto politico, ma assolutamente un progetto di approfondimento, di far conoscere le nostre radici, le nostre tradizioni, i nostri ragazzi, la cosa più importante. Traspare tutto l'orgoglio del primo cittadino di Trissino all'indomani della prima lezione di dialetto veneto impartita a 111 studenti delle medie Fogazzaro. È la prima volta che la lingua veneta entra ufficialmente a far parte dell'offerta formativa rivolta agli studenti. Non sono mancate anche le perplessità di chi ritiene inopportuna l'iniziativa. Si rischia di veder diminuire il tempo destinato a materie fondamentali? Assolutamente no, le nostre materie previste dal programma ministeriale, quali l'italiano, l'inglese, la lingua straniera, la matematica, sono assolutamente garantite nei termini e negli orari previsti. Le lezioni tenute da insegnanti provenienti dall'Accademia della Bona Creanza di Vicenza hanno fin da subito incuriosito e interessato i ragazzi, ma non solo. I professori so che erano felici, infatti all'inizio dovevano essere 2 classi, ma in realtà poi sono state 5, quindi questo riprova che il progetto è un progetto valido, serio e che va ovviamente nella direzione dei nostri ragazzi. E il tema più importante è stato quello di capire i vocaboli veneti, da dove arrivano, le loro discendenze, quindi credo anche a livello storico un momento importante per i nostri ragazzi. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione a partire da ore 13, fra pochissimo si parla di cinema e il cinema come strumento per dialogare con i giovani, approfondimento sul Giffoni Movie Days che si terrà a San Donà di Piave l'11, 12 e 13 di aprile, ospiti in studio gli studenti Silvia Zanella, Veronica Granato, Leanna Valese e Luciana Carta. Questa sera poi 20 e 10, riflettori puntati sulla politica ed è una puntata da non perdere perché in studio con Ferdinando Varino ci sarà Alessandro Bisatto, segretario regionale del Partito Democratico, un Partito Democratico dove la resa dei conti è sempre più vicina dopo le dimissioni, diciamo, a tempo di Matteo Renzi, quindi puntata interessantissima anche per capire se ci potrebbe essere un'eventuale alleanza con il Movimento 5 Stelle, così pare, insomma i 5 Stelle potrebbero aprirsi a loro, ma bisogna vedere se ci sarà un via libera da parte del Partito Democratico. E infine, prima serata 21:15, come ogni mercoledì, la Zanzeghe, quindi un'altra puntata da non perdere su Antena 3. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bentrovati a un nuovo appuntamento con il meteo di Antenna 3. Ancora una giornata all'insegna delle nubi e delle piogge sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 7 marzo. Su tutto il territorio del Veneto cielo molto nuvoloso o coperto con piogge frequenti nel corso della giornata, localmente anche di moderata intensità. Diamo anche uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, le massime saranno invece oscillanti tra i 5 e i 10 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge nel corso della giornata e anche con qualche temporale sul Triestino. Temperature minime comprese tra 4 e 7 gradi, massime invece oscillanti tra 7 e 11 gradi. Concludiamo infine con la situazione del Trentino Alto Adige. Nubi e piogge piuttosto diffuse nel corso della giornata anche su questa regione. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, massime invece tra gli 8 e i 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per oggi è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.